Buongiorno amici, un'altra puntata di Biazantes. Questa è, come vi ho già detto la settimana scorsa, l'ultima prima delle meritate ferie estive. Riprenderemo poi a settembre. Avremo modo di parlarne poi in chiusura. Oggi, a completamento di quella trilogia dei Calvia, è con noi ancora una volta Bruno Lombardi che ci completerà appunto questa trilogia. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te e a tutti a Allora, casa. trilogia dei Calvia, un altro illustre sassarese? Eh sì, Antonino Calvia, il figlio più piccolo di Salvatore Calvia e Antonietta Diana Casabianca. 14esimo. 14esimo. Bene, bene, bene. Non c'era la televisione in quei tempi. No, assolutamente. 14esimo e poi ne sono, diciamo così, purtroppo rimasti pochi, con anche alcune donne. Perché è importante parlare di questo sassarese? Questo sassarese ha smosso un grande tema ancora oggi attuale e attualissimo. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, perché Antonino Calvia poi morirà nel 1908, lui era classe 1870, quindi purtroppo ha 38 anni, eppure riesce a fare tanto. Avvocato di professione, sarà anche un ottimo commediografo, drammaturgo, poeta anche, ma la sua vera vocazione non era quindi quella professionale da avvocato, ma quella della conservazione dell'arte per diventare un gran conferenziere di fama internazionale. E come dicevo prima, per questo motivo ha smosso addirittura i reali d'Italia nei primi del Novecento. In una grande conferenza al Circolo degli Artisti di Roma, che non è quello che fino a qualche anno fa esisteva ancora, ma era, diciamo, il primordiale, così se vogliamo, Circolo degli Artisti, dove addirittura era stato introdotto dal grandissimo scultore Giulio Monteverde. Di Giulio Monteverde, per chi non dovesse sapere qualcosa, alcune sue sculture si trovano anche sul Vittoriano, ma è stato uno dei maggiori scultori del fine Ottocento e Novecento. Quindi introdotto da Giulio Monteverde davanti ai Reali d'Italia, lui fa questa denuncia sulla sparizione e la svendita di alcune opere d'arte del grandissimo e rinomato pittore fiammingo Van Dyck, Anton Van Dyck, che è stato in Italia nel 600, quindi parliamo del 600, parliamo di un grande pittore della, diciamo così, del circolo degli artisti di Rubens, no? Quindi anche suo allievo se vogliamo, che in Italia, soprattutto a Genova e a Roma anche, ha trovato la sua grande vocazione artistica, perché chiunque in quel periodo doveva venire in Italia per saperne di più di arte. Anton Van Dyck era stato prevalentemente un grande artista delle famiglie patrizie genovesi, tra cui ricordiamo i Cattaneo, e a fine Ottocento alcune opere vengono portate al di là del territorio italiano, vendute. Da quel momento Antonino Calvia, che era censore al Convitto Nazionale di Genova, conosceva tutta l'élite, no? Insomma, artistica, intellettuale e anche politica di quella città, si prende a cuore questa particolare cosa, insomma, questo avvenimento particolare, e ne fa una grande conferenza di livello nazionale. Anche Sassari ha ospitato più volte una di queste conferenze al Teatro Verdi, con un grande tripudio di pubblico, ma ha girato molte città, anche città che magari oggi potrebbero non essere così considerate come luoghi di cultura, come Cosenza per esempio, e invece erano luoghi molto molto rinomati per la cultura. Davanti ai Reali lui denuncia il patrimonio artistico italiano, che fine sta facendo, dove sta andando, quali sono le tematiche politiche, quali sono le dinamiche politiche per poter conservare un patrimonio che tutto il mondo invidia. Sono temi attuali. Ecco che forse sarebbe come dire, interessante riscoprire questi personaggi dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista umano, per la passione, per questa vera e propria vocazione, per far sì che anche le componenti politiche ancora oggi debbano pensare a quello che è l'importanza di un monumento. Risulta che siamo mai rientrati in possesso di qualcosa venduta? Qualcosa sì, qualcosa addirittura non è stata poi portata via grazie a queste conferenze pubbliche, ricordiamo in tutte le più grandi città italiane, ma anche in altre città, non so, lui è stato anche a Venezia, a Milano, ha girato ovunque, e questa tematica, appunto, questa denuncia è stata conosciuta fino addirittura in Inghilterra, dove alcune opere stavano andando lì, no? Insomma, di Van Dyck. Quindi è riuscito anche a fermare alcune di queste cose, però il mercato clandestino trova sempre le sue vie, così come lo fa oggi,
e quindi se non c'è un aiuto concreto delle autorità o comunque della società in generale, della cultura, della mentalità, è difficile poter contrastare. Ancora oggi vediamo, nonostante ci siano tante tutele, sono le leggi, che però molte volte anche dal punto di vista politico non viene fatto così tanto. Quindi diciamo che può essere uno di quelli che oggi starebbe molto bene negli istituti che sono a salvaguardia dei monumenti, in tutte quelle accademie. Insomma. Assolutamente sì, ma sarebbe anche un rompiscatole anche in quell'ambito, perché a volte anche in quegli ambiti o la burocrazia o determinati aspetti che magari insomma sopraggiungono, a volte alcune distrazioni, magari non so, alcune cose o alcune componenti magari del non comunicarsi tra gli uffici, magari alcune cose vengono lasciate andare. Lui sarebbe un vero rompiscatole, perché è una vera e propria vocazione questa. Io credo, in chiusura magari, di poter dire questo, che la figura di Antonino Calvi oggi ci deve far ricordare, parlando nello specifico di Sassari, ma potremmo ovviamente allargarla a tutta la Sardegna, nella conservazione del monumento di Vittorio Emanuele II in Piazza d'Italia, che sta praticamente andando ormai quasi nel dimenticatoio, ma la fontana di San Francesco ai Giardini, deturpata. Potrei fare un grande elenco, non deve essere questa puntata una forma così di denuncia in questo caso, ovviamente, non ce ne vogliano gli amici a casa, però è questa la tematica. Una figura così ci sarebbe. Amare l'arte, ed è questa forse la particolare condizione che abbiamo voluto mettere oggi noi in questa trasmissione di Biazantes, il veicolo culturale per avere maggiori possibilità di cambiare mentalmente e quindi agire. Va bene, allora insieme a Bruno Lombardi riprenderemo il prossimo mese di settembre il nostro viaggio alla riscoperta della nostra isola e non solo, a quanto pare. Niente, io ti ringrazio per tutto questo periodo che sei stato con noi e naturalmente ti rinnovo l'appuntamento per settembre, così come con la stessa rubrica Biazantes lo faccio con voi. Io vorrei, perdonami, ringraziare te, mi ha fatto molto piacere appunto fare questo scambio, questo appuntamento, gli amici a casa, tutti coloro che hanno fatto i complimenti, un saluto e un ringraziamento all'editore ovviamente, a TeleG, e quindi sono stato bene, insomma riprenderemo, parleremo di tante altre cose, insomma, da Dante Alighieri in poi, insomma vedremo quali sono. Studia durante le vacanze, perché, credo di come no. torni ti interrogo. Grazie ancora. Grazie a te Bruno e grazie a voi a casa per essere stati insieme a noi ancora una volta.